Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Radio Veneto Agricoltura dedicato in parte al Vinitaly, che inizierà domenica 7 aprile fino a mercoledì 10 aprile. Vinitaly è una delle più importanti kermesse al mondo dedicate al vino e Veneto Agricoltura ha 3 appuntamenti importanti nel contesto appunto del prossimo Vinitaly. Siamo con 2 colleghi, il dottor Michele Giannini e il dottor Gabriele Zampieri di Veneto Agricoltura, che ci spiegheranno cosa andremo a fare, cosa Veneto Agricoltura presenterà appunto a Verona. Ricordo solo una cosa, che domani, prima di iniziare il nostro incontro di quest'oggi, ricordo che domani, venerdì 5 aprile, a Legnaro, presso la Corte Benedettina, si terrà un importante convegno dedicato all'agricoltura, dedicato alla PAC post 2020. Interverranno numerosi esperti. Alle ore 9:30 sul sito di Veneto Agricoltura trovate tutti i dettagli di questo importante appuntamento che intende fare un po' la fotografia al comparto agricolo, soprattutto in vista della prossima riforma della PAC per il periodo 2021-2027. Passiamo all'argomento di oggi, quindi dicevo Vinitaly, da domenica 7 aprile fino a mercoledì 10 aprile a Verona. Un appuntamento importante. Michele, Veneto Agricoltura sarà presente con una serie di appuntamenti importanti. Il primo, domenica 7 aprile alle ore 12, presso il padiglione 8, stand G7, perché l'Associazione Nazionale Città del Vino ci ha invitato a una iniziativa molto importante dedicata alle esperienze di microvinificazione delle uve provenienti da vitigni resistenti. Questo è il titolo. Di cosa si tratta esattamente? Fondamentalmente il titolo già spiega molto bene quello che si va a fare. Noi curiamo e seguiamo un appezzamento in zona di Sompra Maggiore, dove da 2 anni, 3 anni abbiamo già iniziato a fare le prime produzioni di varietà resistenti alle crittogame, le principali crittogame. Quali sono le varietà resistenti? Le principali varietà resistenti? Ce ne sono moltissime, le possiamo suddividere in 2 grandi classi, almeno quelle presenti presso il campo di Lison, che sono quelle di provenienza di scuola italiana, completamente italiana. Perché poi c'è quella tedesca, vero? E non solo, ce ne sono molte altre. Comunque, e poi c'è quella di provenienza tedesca, zona friburghese. Sono tutte varietà che hanno una maturazione decisamente più precoce rispetto alle nostre classiche varietà, ma che comunque stanno trovando, almeno alcune di queste, un buon areale di produzione, almeno in quella zona specifica. Vitigni resistenti, ricordiamo, perché l'obiettivo poi ultimo è quello di intervenire meno, perché se è resistente... Sì, allora bisogna tener conto del fatto appunto che questi vitigni non sono sicuramente OGM, provengono da lunghi programmi di incrocio con vitis che differiscono dalla vitis vinifera e che portano caratteri di resistenza in particolare alle crittogame, ma anche a situazioni avverse di carattere ambientale. Quindi significa di fatto avere meno interventi da fare, fermo restando il fatto che l'intervento va comunque seguito, perché non saranno resistenti per sempre, questa è la prima cosa. Benissimo, ricordiamo che al termine di questo incontro di domenica 7 aprile alle ore 12 ci sarà anche la possibilità di degustare alcuni di questi vini da varietà ibride resistenti, quindi anche tastare l'intervento verrà fatto dall'enologo che lavora presso il nostro centro di Conegliano e che ha avuto l'opportunità fra i primi in Italia di vinificare queste uve. Certo. Anche per alternare un po' la voce, il dottor Gabriele Zampieri, collega di Veneto Agricoltura, ci parlerà invece di un incontro che è in programma mercoledì 10 presso lo stand, presso il padiglione della Regione Veneto, che è il padiglione 4, ricordiamolo, e ci sarà la presentazione di un report importante, le strade del vino del Veneto, il contesto attuale e le prospettive future.
cosa sono le strade del vino e quali sono le prospettive future per queste. Questa presentazione arriva dal fatto che Veneto Agricoltura ha realizzato nel corso del novembre-dicembre dell'anno scorso un'importante indagine sulle strade del vino e dei prodotti tipici in Veneto. Ce ne sono riconosciute dalla legge nazionale e conseguente legge regionale una 19, di questi 16 sono strade del vino e 3 di prodotti tipici. È una realtà che però sta un po' sfuggendo dalla conoscenza complessiva, perché sono in mano le strade alle associazioni che hanno piena autonomia di gestire queste iniziative. C'era bisogno di aumentare la conoscenza e soprattutto delle attività che diverse strade operano per vedere come integrare nel contesto di un turismo integrato, complessivo a livello regionale. Ci sono realtà molto diverse fra singole strade, alcune sono molto attive, altre lo sono meno, le cause possono essere diverse dall'iniziativa proprio dell'associazione, dalla volontà dei produttori associati, dalla disponibilità finanziaria e via dicendo. Quindi c'era bisogno di conoscere meglio. A questo riguardo allora abbiamo fatto un'indagine con modelli tecnici di indagine di ricerca di mercato e abbiamo intervistato oltre 200 associati delle strade di tutto il Veneto, distribuiti quindi per province e anche per singola strada, con risultati interessanti a questo riguardo. Ho capito, obiettivo ultimo in questo caso di questo progetto è quello di valorizzare ovviamente il territorio. Certamente, il turismo sta acquistando sempre più importanza a livello nazionale. Ricordiamo che in Italia ci sono circa 170 strade e secondo qualche studio ancora magari non bene confermato, ma comunque che dà qualche idea, si parla di circa 3,5 miliardi di euro per il valore dell'enoturismo. Quindi il sistema territorio collegato al vino è sicuramente un fattore importante per lo sviluppo del turismo non soltanto italiano in generale e soprattutto per anche sostenere un turismo tipo anche culturale, non soltanto agricolo, diciamo, sì. rurale. Ricordiamo ancora che questo appuntamento è mercoledì 10 aprile nel contesto di Vinitaly alle ore 10:30 presso il padiglione della Regione Veneto. Torniamo al dottor Giannini, perché lunedì 8 aprile invece, secondo giorno di Vinitaly, è in programma un altro importante appuntamento proposto da Veneto Agricoltura ed è dedicato invece a un progetto che si chiama Bionet, un progetto che punta al recupero dei vitigni autoctoni veneti. Ci vuoi spiegare anche in questo caso in 2 parole di cosa si tratta? Beh, velocissimamente, mentre prima avevamo parlato di qualcosa che è la punta della ricerca, nuovi vitigni, qui invece abbiamo a che fare con un'attività di recupero e caratterizzazione di vitigni storici locali. In particolare qui si prendono in considerazione 3 dei vitigni che in questo momento qui sui quali stiamo lavorando proprio sul progetto, nell'ambito del progetto Bionet. Ovvero quali sono questi vitigni? Ce ne sono 2 a bacca bianca e 1 a bacca rossa. In bacca bianca sono il Mattarella e la Rabosina e la bacca rossa invece è la Benedina. E che prospettive offrono questi vitigni? Alcuni di questi sono in parte già vinificati. In ogni caso teniamo conto che lo scopo del progetto è quello di iscriverli al Registro Nazionale Varietà di Vite. Oltre a ciò, quindi, occorre per iscriverli a fare una completa e dettagliata descrizione ampelografica e poi verificare quelle che sono le potenzialità di trasformazione che hanno questi particolari vitigni. Vogliamo spendere anche 2 parole proprio velocissimamente, come sono stati recuperati? Qui grandissimo lavoro ha fatto il CREA, ovvero sia l'istituzione nazionale preposta, in questo caso di viticoltura e enologia, preposta alla sperimentazione e alla ricerca in agricoltura del Ministero, che ormai più di 30 anni che sta lavorando sulla ricerca di questi vitigni locali per non perdere appunto la biodiversità.
l'abbiamo affiancata ormai dall'inizio degli anni 2000 abbiamo proceduto un po' alla volta cercando continuamente di iscrivere queste, chiamiamole novità, in realtà si tratta di varietà locali. Perfetto, ricordiamo anche questo appuntamento lunedì 8 aprile ore 11:30 presso il padiglione della Regione Veneto, padiglione 4. Ecco, tieni conto che anche in quell'occasione lì ci sarà la possibilità di degustare certo, le microvinificazioni, quindi certo, vini sperimentali. Quindi in tutti e due gli appuntamenti, sia quello di domenica 7 che quello di lunedì 8, il primo alle ore 12, il secondo alle ore 11:30, è possibile degustare appunto i vini che presenteremo in quell'occasione. Andiamo a chiusura perché il tempo si sta esaurendo. Gabriele, quali sono gli elementi più eclatanti che sono emersi da questo studio? Si può dire innanzitutto che anche se le strade hanno ormai quasi 20 anni dalla loro istituzione, stanno tenendo come attività, come associazione, anzi diverse strade hanno ampliato molto la loro attività, hanno incrementato anche il numero di soci, mentre altri invece stanno un po' soffrendo. Da dire che oltre il 50% dei soci, per esempio, è socio fin dall'inizio, quindi sono soci anziani, quindi dimostra la voglia di continuare. C'è un evidente interesse verso il turismo estero che sta portando parecchie persone nei nostri territori, e quindi anche la consapevolezza di prepararsi e di imparare ad accogliere questo tipo di turista, certo, che non vuole solo assaggiare il vino ma vuole conoscere il territorio. D'altra parte c'è anche la coscienza che sempre più i soci devono collaborare, devono lavorare insieme per impegnarsi su progetti e programmi ben definiti e coordinati fra di loro. Certo, quindi uno studio importante che non solo ha fatto la fotografia delle strade del vino nel Veneto, ma anche in prospettiva vuole dare un valore aggiunto a quello che potrebbe essere la valorizzazione del territorio. Grazie al dottor Giannini, grazie al dottor Zampieri per essere stati con noi oggi, però prima di chiudere ricapitoliamo gli appuntamenti che sono veramente numerosi nei prossimi giorni. Ricordo quindi domani, venerdì 5 aprile, a Legnaro, un importante appuntamento, ma veramente importante a livello nazionale. Interverranno esperti a livello regionale, nazionale e anche europeo. Faremo il punto sullo stato di salute dell'agricoltura in prospettiva della prossima riforma della PAC post 2020. Domenica invece inizia Vinitaly fino a mercoledì 10 aprile. Veneto Agricoltura sarà presente con 3 importanti appuntamenti, abbiamo visto, dedicati il primo ai vitigni, alla viticoltura sostenibile, e quindi le esperienze di microvinificazione, e poi questo domenica 7 aprile alle ore 12, poi invece lunedì 8 aprile alle ore 11:30 la presentazione dei risultati del progetto Bionet sulla riscoperta dei vitigni autoctoni, e poi in chiusura, questo invece dicevo mercoledì 8 aprile alle ore 11:30, e poi l'ultimo mercoledì 10 aprile 10:30 sempre presso lo stand della Regione Veneto, la presentazione del report Le strade del vino del Veneto, il contesto attuale e le prospettive future. Un ricco carnet di appuntamenti, seguiteci sul sito di Veneto Agricoltura, trovate tutte le informazioni. Un cordiale saluto a tutti e arrivederci alla prossima settimana.